Dopo Pinco Panco, adesso andiamo ai tuoi sob, dico i tuoi perché poi alla fine sono anche una tua scoperta. Abbiamo trovato noi questi ragazzi di una certa età che si divertono a fare le nostre cose, sono napoletani, tutti alcuni ingegneri, cose eccetera, si divertono a fare e mi hanno dedicato Tu volevi fare l'americano. Volevi fare, quindi una versione rivisitata. Del fatto personale per me. Del successo Io vi ringrazio moltissimo, non merito tanto, però insomma, vabbè, è una testimonianza del fatto che quando io stavo a Napoli effettivamente ero uno dei 4 o 5 che facevano gli americani, perché era molti anni fa. Molti anni fa i primi jeans non si vedevano, io andavo a comprare, si chiamava Ponte di Casanova, eccetera, insomma, come i vestiti americani, le cose, eccetera, e poi con lo stemma dietro, i jeans rivoltati, insomma, allora si usava così, avevamo i capelli crew cuts, che significa taglio a ciurma, quelli dei marinai, dei portaerei, che allora frequentavamo perché c'erano ancora gli americani proprio dentro Napoli e i marinai, i militari. Vabbè, insomma, una storia lunga. Tu volevi fare l'americano, ci sono un po' riuscito, come avete visto in questa casa c'è sempre la bandiera americana, perché? Vabbè. Voleva fare l'americane. Si sente che la conosce in mareta e a cupolella che vi si era alzata, la gente te guardava meravigliata e tutte te volevano imitare. Prima di bandiera gialla, tutta radio era una palla, ma poi sei arrivato tu, che hai portato il mutamento, con quell'altro gradimento, che mancava la TV. Devi saltare pensare, nessuna dall'emi, quelli della notte, non c'è fatto dirmi più, tutta notte per cagato, non si americano, americano, americano. Fino con a Napoli, per fortuna si sta da, ok Napolità, yeso che Napolità, yeso che Napolità. Ma come si può fare se non si pensa che fatta innamorare